Sarozzo era un picciotto che per passare santicchia di tempo ci faceva i speggi a sua moglie. Siccome era un tipo sbocciato, si faceva conoscere come Saruzzo su un cepo, ecco, e il suo hobby preferito era chi di mangiarsi tutta la spesa che sua moglie aveva fatta e si sei nata. Sarozzo, che diciamo noi altri pesava quanto un elefante senza scagliona, mentre stava poliziando quel burattore ruve spino, intese il simile e si affacciò nel gabinetto. Dato che ogni nipote attuppava tutti i fugnatori della zona, sua moglie, per non sentire parlare al vicinato, cercò di fare spugliare il gabinetto e cannucci un capo in nafta. Saruzzo, che faceva i meglio nottate nella sua stanza preferita, aveva l'abitudine di addomarsi la sigaretta per aspettare il giorno della felicità, ma purtroppo da innata pigliò un carretto palone. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico u feta di chi d'un cacciamato, un reattore di voredda dome motore, si parte di questo capo col stomaco e si morì subito.